tanta gente che si scambia confessioni tranquillanti come croccanti. Dovunque c'è la depressione, lo sfasciamento, un po' di mal di testa, si potrebbe giocare a chi è più pieno di dolori. Tempi duri. Ci troviamo a cena, si parla un po', poi finisce tutto nell'angoscia. Io quasi quasi mi sento bene, vado a fare un campeggio con gli scout. Non voglio far poesie con l'immagine del mondo già alla deriva. Io fra un anno, 10 anni, io magari nel 2000, io sono ancora viva, sono ancora viva, me lo devo ricordare, sono ancora viva. La crisi dell'industria, che disastro, manca sempre la benzina, non si cammina, non riesci a trovare un taxi, un gran casino, non funziona niente, non c'è lavoro e c'è chi lavora e non guadagna. Che scalogna! Non c'è neanche più l'elettricità e la gente brancola nel buio. Io quasi quasi divento ricca e metto tutto nelle mani di un notaio. Non voglio far poesie con l'immagine del mondo già alla deriva. Io fra un anno, 10 anni, io magari nel 2000, io sono ancora viva, sono ancora viva, me lo devo ricordare, sono ancora viva. Ho letto tante storie dove l'uomo d'oggi si denuncia e si dilania. Che bella smania. Ognuno ci si riconosce, gli piace tanto, la disperazione, non si diverte se non assiste allo sfacelo. Oh Dio del cielo, non ne posso più, non se ne può più di sentir parlare dello sfascio. Io quasi quasi divento allegra e mi canto la montanara, uè, la montanara, la montanara. Non voglio far poesie con l'immagine del mondo già alla deriva. Io fra un anno, 10 anni, io magari nel 2000, io sono ancora viva, sono ancora